Agricoltura, al via il piano assicurativo 2014 con un'importante novità. Addio alla scadenza unica, da quest'anno ogni tipologia di coltura dovrà essere assicurata entro tempi differenti. La prima chiamata in tal senso va ai coltivatori di cereali, frutta, uva da vino e altre colture permanenti, per i quali l'ultimo giorno utile per sottoscrivere una polizza antirischio e usufruire dei contributi statali sui premi assicurativi è fissato per il 31 marzo 2014. Ma le novità non finiscono qui. Ad esempio, per assicurare il proprio reddito dalla minaccia della grandine, vero spauracchio degli agricoltori, bisognerà sottoscrivere una copertura assicurativa pluririschio che contempli almeno altre 2 tipologie di avversità atmosferiche, oppure una multirischio che garantisce invece una copertura totale, comprensiva anche degli eventi catastrofali come alluvione, siccità, gelo e brina. Quanto ai contributi statali sui premi assicurativi, anche qui le percentuali differiscono a seconda della polizza che viene stipulata. Nel caso di pluririschio con 3 avversità, il contributo è fino al 65% della spesa ammessa, con 4 avversità si arriva fino al 70%, mentre nel caso di una multirischio il contributo sale fino all'80%. Per avere ulteriori dettagli o per eseguire le pratiche è possibile rivolgersi al Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, che attraverso la società Assicap è agente generale di Fata Assicurazioni, compagnia dedicata al mondo agricolo e leader del ramo grandine. Il Consorzio Agrario è presente sul territorio con 3 agenzie Fata a Treviso, Roncade e Oderzo e 6 subagenzie a Conegliano, Paese, Valdobbiadene, Vedelago, Zerobranco e Belluno. Ma è possibile anche rivolgersi presso uno dei 40 punti vendita del Consorzio Agrario tra le province di Treviso e Belluno.